Ballottaggio doveva essere e ballottaggio è stato. Fin qui nulla di nuovo lungo il Brenta. Quello che in pochi avevano previsto invece è che contro Roberto Campagnolo correrà Nicola Finco e non Elena Pavan, la grande sconfitta di questa tornata elettorale. Partiamo dai numeri. La coalizione di centrosinistra vince il primo turno con 5.926 voti totali, pari al 28,44%. Nicola Finco conquista il secondo posto con 5.231 voti, pari al 25,11%. La sindaca uscente finisce terza con il 23,03%. Poi la vera rivelazione di È il momento, lista che ha ottenuto singolarmente più consensi di tutti, con quasi il 14%, e Roberto Marin che sfiora il 10%. Con Campagnolo in fuga, il lungo testa a testa è stato Finco-Pavan. La svolta arriva alla 13ª sezione scrutinata, quella di San Lazzaro, dove il leghista Finco prende più voti di tutti, 197, recuperando lo svantaggio fino al sorpasso certificato a Marchesane. E adesso, dopo una notte di festa e di riflessione, parte ufficialmente la sfida a due. Stanotte come ha dormito? Beh, bene, molto bene, e soprattutto per il risultato di ieri, cioè arrivare al ballottaggio, arrivarci da primi è un grande risultato. Ho dormito anche molto bene e ovviamente sono anche soddisfatto di questo primo risultato che abbiamo portato a casa, merito di un grande lavoro fatto sul territorio da parte di tutti i candidati consiglieri. A questo punto cosa si aspettano i due candidati dall'elettorato rimasto escluso, quindi da chi ha votato Fratelli d'Italia, Pavan, Marin e Zen? Io mi aspetto ovviamente l'appoggio di tutti gli elettori del centrodestra, insomma non possiamo lasciare la città di Bassano al PD e al centrosinistra. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale che ha rispettato tutte le parti in gioco, siamo stati determinati nella nostra proposta, anche nella critica di quello che non ci piaceva rispetto agli avversari, ma sempre col massimo rispetto. Lo scenario che si starebbe delineando, seppur in fase ancora embrionale, è un apparentamento del centro-sinistra con È il momento, mentre Finco potrebbe aprire al dialogo con una parte di Fratelli d'Italia e Marin. Diciamo che c'è un elettorato che non si può dire fidelizzato su quel partito o su un altro partito, è un elettorato che decide di volta in volta in funzione del partito, del leader. Adesso ovviamente il nostro sarà un messaggio rivolto a tutti gli elettori del centrodestra bassanese perché tornino a votare, prima di tutto è la cosa più importante. 2, non possiamo assolutamente dare la città nelle mani del PD e dell'estrema sinistra.